Buonasera a tutti e benchiatassa a Gnovis. Un stop brusca e opa di sparcasse su Civibank. Decidilo in tal di che si resvude di concludi la offerta di acquisto all'estate il Tar dal Lazio che l'ha accettata la istanze cautelare disponuto nel sospensive. Il ricorso è stato presentato e le decisioni è state madressude dopo aver fissato la Camera di Consiglio per il 31 di mai, date successive a Scerade de OPA che è assemblea dai azionisti Civibank clamate per il 25 di mai per scegliere il Consiglio di amministrazione. 23 lavoratori innedi sono stati individuati in tal corso di una serie di controlli in diverse aziende agricole dal Friuli Vignesi Giulia tra San Vito e Morsan. A fare i controlli sono stati OMS de Guardia di Finanza di Pordenone, i funzionari dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pordenone e Udin. Gli agenti hanno adoprato un drone per individuare gli appiacciamenti di terreno, la che ieri è clara una presenza di lavoratori impegnati in attività stagionali, tanto che l'appoggiata dai Rasics e la raccolta dai Sparks. Tra i lavoratori foresti individuati, anche che fanno domande asile e immigrati clandestini. I 100 operari da Implants Electrolux avranno una settimana di cassa integrazione per il stop di produzione di lunis ai 23 a Vinas ai 27 di mai. Ai base delle decisioni di aziende di fermare la produzione e la carenza di componenti, in particolare di una scheda per qualche modello di lavadore. In spiete di che scomponenti le aziende avevano tornato a indirizzare i lavoratori su altri modelli, ma come i magazzini si sono in place, a riesta in l'interrogativo sulla settimana dopo, in tal caso che il componente mandate al vez di intardanti in modi più arriva situazione simile anche al Savi di Pordenone, che dipendenza resterà in cassa integrazione fino ai 5 di giugno. Un paziente in condizioni gravi per via dal Covid è stato ricoverato in terapia intensiva, facendo di nuovo su il numero di ospedalizzati in reparti di rianimazione regionale, 120 voti invece di pazienti in che altre aree mediche, 435 news positivi a fronte di 5.985 tampons. Tre gli vittime d'ossa Udin e una in zone di Pordenone. All'estadio Vat che stamattina il Grand Orloi di Placial Osofa Udin, mettuto per zona del Grand Condominio Angul tra vie Glemone e vie de Vittorie. Il display, sponsorizzato nel 2007 da casse di risparmio dal Friuli Vignesi Giulia, è stato installato in anni 70. Dopo anni di sparizione dall'ente banchiari, il condominio ha deciso di slontanarlo per via dagli alti costi di manutenzione, studiando in maniera definitiva 13 fa. Si chiama ETS On Demand è una specie di Uber per autobus che al comenterà collega il centri città con le zone smago serviti dal trasporto pubblico locale. Altieparà la via Lunis, il servizio acclamato per autobus in zone più lontane. La prima sperimentazione sarà fatta a Trieste, intanto che di metà Tugna partirà un servizio simile in Canal di Guard. Si tratta in pratica di un centralino di un'app che consentirà di prenotare una corsa di Cutuardis dice a 45 minuti prima de vie in tuneare non cuverte di altri scollegamenti. Il servizio è fatto di TPL, Friuli Vignesi Giulia e Dutunque Trieste Trasports. E è una piccola rivoluzione culturale, la Sclarì Graziano Pizzimenti, assessore regionale a infrastrutture e al territorio. Un passo importante per una diversa idea più moderne di trasporto pubblico che la regione ha sempre sostenuto. È state recuperate methode al sicuro dal fiume Timau, une anfore di epoche romane individuate a poco più di 5 metri di profondità. Il reperto archeologico è stato notato di un cittadino che lo ha segnalato ai sforzi dall'ordine. A recuperare l'anfora sono stati i carabinieri dal nucleo tutele del patrimonio culturale di Udine insieme con le sovrintendenze e Sbializarz. L'anfora è stata imbragata di recciate e sono una tanti in grazie di un ballone di sollevamento subacquei e al rimonte al primo secolo prima di Cristo. Don Etiasti dal VIF è una delle tanti riflessioni di Toni Belline, diavadis dal Colette Furlan, che è ispirata alle opere di Marcel di Tommaso, esponudis in Sale Modotta Udi, infine di Ginuf di Ugne, l'autore al Torne, alle versets di Pretoni, e io elabora con veladuris dai colors dal pessimism e lis cromis des delusions. La esposizione programmata per il 2020, rimandata più volte per via pandemie,
Vuoi e assume un doppio significato e è anche un regalo all'artista sparito di poco. Cui puoi al contà des veris palesi soplatadis che ogni dì si combatte in sol la luce da sorelli ed esse violenci cence numar ni fin. E son peraulis di Pretoni Belline e di chisti speraulis ovin l'autor di Tommaso che ha realizzato chisti soparis che come e sono presenti chi a Udin te Gallerie Modotti. Sono opere che l'autore Marcello Di Tommaso voleva mostrare alla città di Udin, al Friuli, un anno fa. A causa del Covid non abbiamo potuto fare l'esposizione in Galleria Tine Modotti e pur Marcello ha mangiato l'anno passato. Pretoni si è ispirato alla Coelette, un libro delle Bibbie molto difficili, controverse, anche pessimiste per tanta spiezza, ma un evore impegnante e un evore legato alle culture, all'identità, al mood di essi in te vite dai furlans. Io consiglierei anche di approfittare del bel catalogo che è stato fatto con una presentazione di Licio Damiani che spiega e avonde bene l'opera, anche la qualità artistica dell'autore. E per usgnotta le dute, Gnovis al torne lunis, sempre a snuma col Vinzo Zere. Mandi e buone serate.